Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere l'acerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022.